Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, questa è Genzano, tornano a correre dopo la sosta così di Genzano e Came Treviso con stimoli diversi ma un obiettivo comune, i 3 punti. Gli uomini di Colini per dare continuità alla vittoria esterna nel derby con la Fortitudo, quelli di Rocia alla ricerca dei primi 3 punti stagionali, pagina 5 di 30 del campionato di Serie A, quinto di futsal. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, tutto quasi pronto, poi partiamo. Il saluto delle squadre al pubblico del Pala Cesaroni, anche stasera gremito, i tifosi genzanesi pronti a sostenere gli uomini di Colini, stasera in maglia e tenuta completamente arancione, che nella giornata odierna si presentano tutte e 4 le maglie ufficiali del club della stagione. Dall'altra parte una Came in tenuta celeste, ultimi check da parte della terna, composta oggi da Emilio Romano della sezione di Nola, insieme a lui Rosario Angelo Faiella della sezione di Castellammare di Stabia, al crono Paolo Lorenzo Galanti della sezione di Pescara, foto di rito per l'Eco City. Tutto è quasi pronto, vediamo quali saranno le scelte dei 2 allenatori. Fulvio Colini sembra aver scelto almeno 3 dei 5 a colloquio con Tony Dandel, Taborda e Barrichello. Intanto vediamo Mammarella mettere la casacca, quindi partirà Edoardo Di Ponto tra i pali, quello che assicura il quintetto scelto da mister Rocia, che si affida a Pietrangelo tra i pali, poi Antoniazzi, Suton, Giappa Vieira e Azzoni a completare il quintetto. Dall'altra parte i 5 di mister Colini, Di Ponto tra i pali, Tony Dandel, Barrichello, Nem e Julio De Oliveira a completare il quintetto. Il primo possesso sarà gestito dagli ospiti, Giappa Vieira sul punto di battuta, ora qualcosina da sistemare in panchina, arrivano le ultime indicazioni da parte del direttore di gara. Fischio che arriva ora, è iniziata e così di Genzano, Came Treviso. Suton dietro da Pietrangelo, lungo verso Giappa Vieira, deviazione con la testa, Di Ponto blocca, gioca subito su Tony Dandel, Nem con un rischio, la palla è uscita, la rimessa è per gli ospiti. Suton, sta arrivando Antoniazzi, prima solata, poi forte verso il secondo palo, tiene a bada Giappa Vieira, Tony Dandel col mestiere, il Barrichello può muoverla per il primo possesso vero dell'Eco City. Nem cercato ancora Barrichello, non riesce a controllare. Vediamo quale sarà l'approccio alla gara da parte di entrambe. Mister Rocha in settimana ha parlato della sfida e ha detto che serve alzare un po' l'asticella. Intanto Suton rischia di perdere un pallone pericolosissimo, perdendo attrito col parquet. Dicevo e concludo, mister Rocha ha chiesto di alzare il livello, ha detto abbiamo sperimentato tante situazioni in questa sosta, l'impegno c'è, dobbiamo trovare ora soltanto il risultato. Intanto Antoniazzi con la punta mancina
dopo l'ottima costruzione di Giapa. Il tiro però è largo, allora ripartirà Di Ponto con le mani. Kame mai vittoriosa in trasferta a Genzano negli ultimi 2 precedenti, una sconfitta e un pari. Nem prova ad andare superando Giapa Vieira, che ha commesso fallo, il primo della gara, dopo appena 55 secondi. Nem con lo sguardo da De Oliveira, col pallone da Barrichello, di nuovo da Nem, sempre isolato in banda, prova ad andare ma chiuso bene dalla prima pressione di Giapa. Sutton contro Antoniazzi, doppio scambio col 5, poi si torna da Pietrangelo, palla lunga, Barrichello lascia passare per Tony Dandel, spazio per andare in banda, Tony Dandel con la punta fino in fondo, Pietrangelo prima col piede poi con le mani. Donin, palla alta, cercare Sutton, aveva lasciato correre Giapa Vieira, non è arrivato a controllare il numero 10, l'altro 10 Nem, appoggia su Di Ponto che va a lungo nella zona presidiata da Pietrangelo, che blocca e muove su Sutton. Antoniazzi cerca ancora Sutton, che sembra non avere fiducia negli appoggi. Cenno comunque di intesa col compagno. Barrichello ora scodella per Tony Dandel, riesce a prolungare con la punta, inizio spezzettato, 18:10 sul cronometro, tante interruzioni fin qui e nessun tiro verso lo specchio. Giapa Vieira, Antoniazzi, si muove Donin, Antoniazzi sterza, prova ad andare solo contro tutti, ora è costretto a tornare dal capitano. Poi Donin a memoria su Sutton, la palla però è uscita, rimessa per l'Eco City. Nem raccoglie le indicazioni di Colini, sembra dirgli mi chiudono in 2, non ho spazio. Nem passa davanti Barrichello, Tony Dandel in banda su De Oliveira, ultimo tocco è di Antoniazzi, che poi non fa rispettare la distanza, vorrebbe una sanzione De Oliveira. Si ripartirà soltanto con una nuova rimessa per l'Eco City. Barrichello sul punto di battuta, l'arbitro dice fischio io, si può giocare. Nem calcia di prima intenzione, pallone altissimo, era uscito dai blocchi il numero 10. Pietrangelo, Sutton vicino, Antoniazzi da Giapa Vieira, fa la lotta con Tony Dandel, l'ultimo tocco è del 5. Si avvicina Donin, Sutton, serve Donin, che riesce a concludere, ma anche questo tentativo dopo quello di Antoniazzi è soltanto forte e non preciso. E intanto primo richiamo a Tony Dandel e Giapa Vieira, appunto come detto, per quanto fatto vedere in precedenza. Nem vorrebbe un tocco di mano che non c'è secondo il direttore di gara. Nem su Tony Dandel, contromovimento di Barrichello, non l'ha visto Tony Dandel, Antoniazzi lascia sfilare e poi si lancia nello spazio perso da De Oliveira, impreciso Pietrangelo, e però ha qualcosina da ridire a questo rinvio dell'estremo difensore, perché poteva essere un potenziale 2 contro 1 per la Came. De Oliveira, Nem, Tony Dandel sposta, Nem entra dentro al campo, Sutton scivola ancora, così come Barrichello, allora Nem deve andare da solo, mancino deviato, angolo per l'Eco City, che prova a uscire un po' dal guscio.
Tony Dandel recupera il pallone, lo sistema con cura e vede il movimento di De Oliveira, ma Antoniazzi ha capito tutto e va anche da solo spedito verso la porta. Antoniazzi col mancino forte, la toccata di Ponto, ha chiesto subito time out Colini, ma che parata di Ponto. Sutton trovato, Vieira traversa e poi la schiena di Ponto a portare in vantaggio la Kame. Aveva percepito il pericolo Fulvio Colini, aveva richiesto time out, non ha fatto in tempo perché la Kame è andata avanti col gol di Giapa Vieira, o forse l'autogol di Ponto, 0-1. Ed eccolo il time out richiesto da mister Colini. Rivediamo intanto la dormita difensiva, Giapa Vieira solo, anche fortunato. Prima la traversa, poi la schiena di Ponto, quindi sì, ufficialmente sarà messo a referto come autorete del numero 12. Ciò che ne rimane sicuramente è il vantaggio della Kame. Adesso, come potete vedere, tutti ad ascoltare Pietrangelo da leader, a parlare e tenere unito il gruppo. Stravolto il quartetto da Colini, dentro Taborda, Micheletto, Canal e Barra. Nella Kame dentro soltanto Gargantini per far respirare un po' Giapa Vieira. Micheletto prova a giocare a memoria su Barra, impreciso. Dentro Azzoni ora per Antoniazzi. 16:45, già cambiato il parziale a Genzano. Donin, Gargantini col petto, chiede una spinta da Taborda, nulla secondo il direttore di gara. Taborda alla porta di là, Canal con lo stop orientato prova a passare su Donin. Il campo però è finito. Donin, incontro Sutton, doppio scambio, poi Gargantini nello spazio, Azzoni lo cerca e lo trova in banda. Gargantini fa protezione su Taborda, lascia a Sutton, è uscita bene la Kame. Donin, è andato giù Azzoni senza fallo e ora però ritrova anche il pallone, rischia nel retropassaggio su Donin che avrebbe voluto anche un fallo di Canal. Pietrangelo vicino, Sutton, controllo e scarico. Donin gira a 4 la Kame, Sutton, Gargantini, si abbassa Azzoni, rischia sulla pressione di Taborda che infatti fa su il pallone, guadagna anche rimessa. Deve alzare un po' i giri del motore l'Ecositi. Taborda con l'esterno perso di Ponto, il pallone è addirittura uscito, quindi un regalone da parte di Pablo Taborda. Donin, Sutton, ancora Donin col mancino, rimpallato, altra rimessa dall'altro lato del campo per la Kame. Sutton su Donin che chiede ad Azzoni di andare via, cercato e trovato Gargantini sotto la suola, la tiene Donin, sposta e calcia, ancora impreciso il mancino del 22, ma sta continuando ad arrivare a concludere la Kame. Micheletto, cercato Barra che fa protezione prima su Azzoni poi su André. Pallone ce l'ha comunque l'Ecositi. Taborda, trovato Barra, protezione, prova a girarsi, perde il controllo della palla, può rimettersi la Kame. André, Donin, ancora André, verso Gargantini, Taborda con la testa, Canal a metter giù, Taborda, sterza, Taborda con la punta, destro largo, comunque un sussulto da parte del capitano
delle City. Pietrangelo verso Azzoni, prova a prolungare ma la palla termina sul fondo e Di Ponto l'ha già mossa su Micheletto. Barra gli indica la strada, si passa prima da Taborda, ora dal numero 8. Braccato da 2, prova ad andare, rischia anche di commettere fallo, la palla ce l'ha Azzoni con calma. Lacame, Donin, Gargantini, può girarsi e puntare Taborda, è così, Gargantini sposta in mezzo a 2, Gargantini passa, poi Canal, il pallone è sempre del 22, Donin sposta, pensa anche alla conclusione, ottima chiusura di Canal. Pietrangelo con le mani, ancora su Donin, sta arrivando incontro André, Gargantini addomestica e gioca su Azzoni, cambio di marcatura. Andre Ferreira rischia un po', Donin a memoria su Gargantini, altra protezione splendida su Taborda, sempre Gargantini, la porta dentro al campo, poi con l'esterno d'André che vuole la suolata su Gargantini, c'è il break di Micheletto, poi Canal, ora da Micheletto, c'è Barra da solo, Micheletto non l'ha visto, deve girarsi e tornare da Taborda, chiede calma Canal, ecco Micheletto pronto a ricevere, a sfidare Donin, va col destro, Donin ha dato tutto su quest'ultimo allungo, subito pronto Antoniazzi, angolo per le City. Vengono avvisati Barra e Azzoni di non usare troppo le mani. Micheletto, palla fuori, Taborda, controllo orientato, Micheletto prova ad andare, Barra la tiene in gioco, Pietrangelo con un'indecisione, allora Barra torna fuori da Taborda, Canal, Taborda, pressione di Antoniazzi, ma ha trovato un'uscita su Barra che poi accomoda per Taborda, mancino incrociato ma Pietrangelo si oppone. È l'uomo più vivo delle City questa sera, almeno fin qui, Pablo Taborda. Seconda conclusione nel giro di pochi minuti, questa decisamente più pericolosa rispetto alla prima. Micheletto, cercato Canal, ha chiuso bene André. Micheletto, Canal col destro. Colpisce male. Pietrangelo è pronto a lanciare lungo con le mani sul movimento di Gargantini, invece no, gioca su Azzoni. Poi André prova a tornare proprio da Azzoni, break di Taborda che ha capito con largo anticipo le intenzioni del 3. Barra, Canal, ancora verso Barra. Antoniazzi sempre lucido. Barra, ultimo tocco, il suo. Pronto anche Moabs ad entrare. Antoniazzi da Gargantini, decide di girarsi e sfidare Taborda, torna Micheletto, protezione, non c'è fallo, trova una gran palla per Barra, tu per tu con Pietrangelo, prova lo scavetto, ma Pietrangelo non si fa sorprendere, si oppone col petto, poi Antoniazzi per finire l'azione difensiva è costretto a buttarla via, poi Giapaviera in pressione su Taborda che la perde, Giapaviera suolata su Di Ponto che chiude lo specchio, ha rischiato prima di pareggiare e poi di prendere il gol dello 0-2 le City. Andre Ferreira fa protezione poi addosso a Barra per respirare un po', poco lucido Giapaviera. Pietrangelo, movimento di Giapaviera cercato, da quelle parti è tornato Tony Dandel, dentro anche Moabs ora al posto di Barra, vuole un lavoro diverso. Tony Dandel, Sutton, break della Kame, Giapa ancora per Sutton, maxi intervento di Di Ponto che col piede nega il raddoppio alla Kame.
Sutton nel mezzo, Moabs ha capito tutto e prova a sgasare su Giapa. Pallone gli rimane un po' sotto, allora scarico su Micheletto, poi Canal, prende campo il 77, Moabs in banda, ignorato, si torna ancora da Canal, poi Micheletto, orienta il controllo col destro, sfida Giapa Vieira, vorrebbe il piede forte, invece va sul destro, ultimo tocco di Giapa in estirada, allora angolo per l'Eco City. Sembra ancora un po' ferma sui blocchi di partenza. Micheletto, palla fuori, Antoniazzi ancora con un'ottima lettura, poi sbaglia l'ultimo controllo che l'avrebbe lanciato verso la porta, ma fin qui senza palla. 10 minuti quasi di altissimo livello del numero 5. Micheletto con lo sguardo da Moabs, anche col pallone, controllo orientato, Pietrangelo ancora in uscita bassa, si oppone col corpo, poi scarica su André Ferreira, Sutton con calma a duettare col 3, Antoniazzi, Gargantini la vuole addosso, prova ad andare solo contro Canal, passa anche sul ritorno di Moabs, poi André Ferreira verso il numero 96, Tony Dandel chiude ogni varco. André Ferreira, campionato su Antoniazzi, sfidato Moabs, Sutton a 2 tocchi, Gargantini, ancora Antoniazzi, cerca in banda Sutton, arriva Nem che alimenta subito l'azione, Moabs, cercato ancora Nem, pallone troppo lungo, può rimettere la Kame. Antoniazzi, Giapa Vieira mette giù e fa salire i suoi, André Ferreira rischia sulla pressione di Moabs, poi scarica su Antoniazzi, palla alzata su Giapa che non riesce a controllare con il petto. Nem in banda su Tony Dandel, cambiolato forte, Antoniazzi chiude anche con giocata su Barrichello, poi sterza, messo giù con un fallo. Il primo della gara anche per l'Eco City, quando siamo quasi a metà esatta della prima frazione, 10:20 sul cronometro, sempre avanti la Kame grazie all'autorete di Di Ponto. C'è bisogno di asciugare il parquet, dove è franato Antoniazzi. Eccolo il numero 5 che torna da Donin, c'è Giapa in mezzo che la vorrebbe, pallone così e così, Sutton col rischio, Barrichello arriva, Donin lo stende, la Kame si fa male da sola, calcio di rigore per l'Eco City, fallo netto di Donin, arrivato in ritardo. Sull'appoggio pigro di Sutton è stato più lesto di tutti Barrichello, che ha preso sì un calcione, ma ha preso anche calcio di rigore per l'Eco City, che ha l'occasione di rimettere in equilibrio il match. Ha sistemato il pallone Micheletto. Pietrangelo è pronto, c'è il fischio, va Leu, Micheletto, palo pieno, anzi no, il palo è quello interno e allora solo illusione ottica dell'errore, ma il gol è tutto buono. Micheletto con l'esultanza a dare quasi una strigliata ai suoi. 1-1 ha pareggiato l'Eco City. Ho pareggiato l'Eco City.
con la maglia numero 77. Come nell'occasione del gol del vantaggio, subito dopo il gol subito, time out, questa volta in casa Kame. Leonardo. 10 minuti 7 secondi dopo aver fermato il tempo Mr. Rocha per riorganizzare le idee della Kame, che aveva fin qui interpretato benissimo la gara. Si riparte da risultato di 1-1 grazie al rigore trasformato da Micheletto, che ha dato soltanto l'impressione di averlo sbagliato perché ha tirato talmente tanto forte che il pallone è uscito subito dallo specchio e sembrava aver colpito il palo. Invece è tutto buono e Nem ha già sgasato in fascia, l'ha visto Tony Dandel, servito il 10, prova a entrare nel campo, giocata, Nem toccato da Sutton, sembra ancora testare gli appoggi, sembra anche dolorante. Moabs tocca per Barrichello, Moabs sposta e calcia, perde poi attrito col parquet, allora Giapaviera inseguito da Nem, Giapaviera prova a passare, messo giù ma non c'è nulla secondo il direttore di gara, viene anche redarguito per una presunta simulazione. Si è lasciato un po' cadere il numero 12 a detta del direttore di gara. Altro rischio per le Cositi, Di Ponto, Antoniazzi di testa, Sutton gli urlano solo, può giocare su Donin. Antoniazzi, pallone forte verso Giapaviera, con la sua lata verso Sutton che sembra realmente non farcela. Moabs, Barrichello la tiene sotto la suola, arriva l'aiuto di Tony Dandel, si torna da Moabs e poi Nem, sfida Sutton, palla dall'altro lato su Tony Dandel, a due tocchi, Moabs calcia col destro, pallone di poco largo, costruita bene le Cositi, rapidissimo Moabs a calciare con la punta. André Ferreira, Antoniazzi, Donin, André Ferreira incontro, poi Giapaviera due volte, Antoniazzi sterza e lascia sul posto Moabs, trova una gran traccia per André Ferreira che non controlla, incredulo Antoniazzi. Nem, Taborda, cambio lato su Nem, si gira Barrichello che rischia di perderla, l'ultimo tocco però è di André Ferreira, rimessa e Cositi sembra avere un po' di problemini su questa prima pressione da parte della Kame. Taborda orienta, Barrichello sfidato da due, scarica su Taborda, pressione nuovamente forte da parte della Kame, Antoniazzi prima di Barra, Donin a mettere ordine, Giapa in protezione ora dal 22, non si intende poi il capitano con Donin, lascia il campo poi a Gargantini. Barrichello, Taborda, Barrichello, Nem, scodella su Taborda, Antoniazzi prima sia di Barra che di Taborda. Barra dà delle indicazioni diverse a Nem, non contento di come lo stanno servendo fin qui. Barrichello, movimento ancora di Barra, cercato ma sempre in opposizione la Kame, poi Nem riesce a superare André Ferreira ma il campo è finito, dentro anche Azzoni
che gestisce ora. Donin incontro Gargantini, riesce a girarsi col primo controllo su Taborda, poi spallata regolare di Barrichello. Quindi ricomincia a manovrare le cositi. Azzoni prima di Barra, Gargantini meglio di Barra, poi Donin, sfidato Barrichello. Donin ancora dal pivot, Gargantini la tiene sotto la suola, sfidato Taborda, solito lavorone di Gargantini, in mezzo a due, deve ora liberarsi del pallone, lo fa cercando Donin, ma trova le mani di Di Ponto. Micheletto, Barrichello impreciso verso Barra, può rimettere Pietrangelo con le mani, eccolo Donin, sterza Donin 2 volte, va sul piede meno forte, Taborda lo limita, fa anche sul pallone, poi Di Ponto non c'è nessuno ed è costretto a metterla soltanto il più lontano possibile. André, incontro Donin, Gargantini, sempre spalla alla porta, sta arrivando Azzoni, Gargantini finge di andare sul destro, poi lascia a Donin il compito di far tutto da solo. Canal senza commettere fallo, soltanto rimessa per la Came. Donin tocca per Azzoni, solata ancora per il 22 che calcia improvvisamente. Di Ponto è attento sul primo palo. André, cercato Azzoni, ha letto Barra perché era sfilato alle spalle di Canal. André, palla fuori, Gargantini con la testa, Micheletto prima di Ponto, rischia di combinare un pasticcio. Poi Barra in out, ancora rimessa, la terza consecutiva da quella porzione di Parquet. E poi Donin, dopo lo scambio con Gargantini, mancino potente sul primo palo, soltanto esterno della rete, ma è ancora pericolosa la Came quando il pallone c'era il 22. Canal, Taborda, orienta, Micheletto, gioca, poi André 2 volte, l'ultimo tocco è del 77 arancio. André, Antoniazzi arriva forte. Micheletto, Taborda, manca il controllo e anche un gesto di stizza nei confronti del pallone. Redarguito subito dal direttore di gara, chiede scusa prontamente Pablo Taborda, che ora ha qualcosa da dire anche alle scarpe. Antoniazzi dietro da Pietrangelo, stiamo per entrare nell'ultimo quarto della prima frazione. Pietrangelo da Antoniazzi con la punta su Gargantini, protetta l'uscita eventuale su Azzoni, si gioca vicino su Antoniazzi, poi André, cambiolato su Azzoni, prova a saltare Canal col primo controllo che appoggia per Di Ponto, trovato Barra, poi Antoniazzi 1 contro 1 con Barra che per poco non fa un gol bellissimo, però prima aveva commesso un fallo netto su Antoniazzi, ha tirato la maglia del numero 5, secondo fallo delle Cositi. 5:36 da qui alla pausa, risultato ancora fermo sull'1-1. Azzoni, Taborda prima di Gargantini, ancora Azzoni, prova ad andare in banda su André, si era però fermato, allora Micheletto l'ha già mossa. Canal dopo il tocco di Taborda, trovato Barra, è solo nel traffico, scarica su Micheletto, cambiolato su Taborda. Taborda sposta sul destro, pensa anche alla conclusione, poi va da solo verso il mancino. Murato anche questo, ne viene però un angolo per la squadra di Colini.
Canal fuori verso barra, blocco irregolare di Micheletto, terzo fallo ai Cositi. Sistemato il conteggio dei falli. Tre a 1 per le Cositi. Nei falli 1 a 1 il risultato sul parquet. Canal può rimettere. Taborda su Micheletto. Prova ad andare Canal, Micheletto gioca vicino su Taborda, cercato barra, chiuso ancora una volta da Azzoni. Serata fin qui molto complicata per il numero 8 delle Cositi. Canal, Taborda, sfidato Gargantini, Taborda lascia fermo il pallone, poi lo sposta ora da Canal, orienta su Micheletto, 1 contro 1 con André. Micheletto può andare, passa sul destro, Micheletto forte dentro. Non arriva barra, non arriva nessuno. Antoniazzi. Lungo su Gargantini, Taborda con una spalla. 4,29. Antoniazzi. Gioca ancora su Azzoni, esce Gargantini. In banda, servito troppo forte il pallone verso il 96 che non riesce a controllare. Allora Taborda per alzare un po' i ritmi. Taborda, si muove Canal, barra ancora a lavorare su Azzoni. Alla meglio però il numero 20. Micheletto, Taborda, Micheletto, cercato l'1-2, chiude Gargantini. Taborda lascia Canal, gioca vicino su barra, servito poi Micheletto, mancino murato dalla schiena di Gargantini. Angolo per le Cositi, 3,51 alla ricerca di una svolta in questo primo tempo. Micheletto prova decisamente forte ma anche decisamente impreciso, poi Pietrangelo su Gargantini che era scappato alle spalle di Taborda, non è riuscito però a controllare. Dentro nuovamente Moabs. Micheletto, Taborda, Micheletto in mezzo sul movimento di Moabs, prova a cambiare lato, c'è un tocco di Donin non falloso secondo gli arbitri. Allora Canal prova a mettere ordine scaricando su Taborda. Micheletto a 2 tocchi, Moabs, spazio per sfidare, Moabs col destro. Antoniazzi però si è fatto male murando, non so se gli si è girata la caviglia, è andato subito per terra. Dice però che non ha bisogno del supporto dello staff medico. Nulla di serio per fortuna per Giancarlos Antoniazzi, classe 97 della Came. Micheletto forte con la punta, Moabs era sfilato ma molto attento Pietrangelo, la palla è di là, Gargantini per Antoniazzi che calcia alto col destro, spreca una ghiotta occasione in ripartenza la Came proprio con Antoniazzi che prima dell'angolo stavo per rileggere come migliore in campo in questa prima frazione.
non che il giudizio cambi, però davvero un errore che può diventare decisivo. Gargantini, Donin, ancora per Antoniazzi, arriva l'ausilio di Andrea, Antoniazzi entra dentro al campo, superato Moabs, cercato Donin, trovato e poi scarico su Gargantini. Contromovimento del 96. Che gioca vicino con Donin, poi chiesto uno sforzo in più al 96. Micheletto attento, accomoda su Di Ponto e poi si lancia Tony Dandel. Micheletto la vorrebbe addosso, Tony Dandel scodella dove c'è soltanto Pietrangelo che fa sfilare e poi gioca Donin, finta di andare da Gargantini, poi scambio con Antoniazzi. André, Antoniazzi messo giù da Moabs con un fallo, un altro fallo del primo tempo dell'Eco City, il quarto. Sempre bisogno del panno, Antoniazzi sta dicendo questo e forse anche qualcosina in merito all'ultimo fallo subito. E 14, si torna a giocare con Antoniazzi che scarica su Pietrangelo. Gargantini prova a proteggere su Tony Dandel, sempre un pessimo avversario dal quale smarcarsi. Nem, Moabs, sfidato Antoniazzi, Moabs entra dentro al campo, scarica su Nem, si allarga Canal, servito con i tempi giusti. Donin poi in allungo, Tony Dandel trova una traccia per Nem che è costretto però ad indietreggiare. Allora Nem sul Canal, pallone così e così, tenuto a bada da Canal. Moabs, gioco con la suola, poi scarico su Tony Dandel. Canal, sterzata, ancora Moabs, suolata orientata, scarico e va. Canal, Nem 1 contro 1 con Gargantini, lo guarda fisso negli occhi, cambiolato su Canal, entra nel campo e calcia. Gira con i ritmi giusti l'Eco City, quando prende campo guadagna un altro angolo a 1:19 dalla pausa, sempre 1-1. Canal, Moabs, Canal, trovato Nem, seconda palla su Tony Dandel che la tiene sotto la suola, si gira Tony Dandel in un fazzoletto, fa tutto benissimo e poi con la punta del mancino non trova lo specchio della porta e vediamo la gran giocata di Tony Dandel, costruita benissimo, rifinita un po' meno bene. Pietrangelo su Ton, su Giapa Vieira, Donin, pallone così e così, Antoniazzi messo giù con un altro fallo, il quinto. Vorrebbe a questo punto un cartellino Antoniazzi che non è arrivato. ...58 secondi. Giapa Vieira la tiene sulla pressione di Tony Dandel, arriva Donin, affari spenti a calciare, Murato, trovato ancora in banda però il 22. Antoniazzi verso Giapa Vieira, Di Ponto blocca e gioca su Nem. Canal, Nem prova ad andare su Sutton, gran giocata, passa col tunnel, poi Tony Dandel, suolata così e così, Donin manda più lontano che può. Di Ponto di là da Barrichello, sfidato Donin,
C'è libero in isolamento Nem verso il secondo palo, Barrichello, ultimo tocco di Donin, allora angolo per le Cositi. Nem, Barrichello, sfidato già Pavieira, 1 contro 1, Barrichello va forte sul mancino, murato da Sutton, ancora angolo per Recositi. Sale anche la spinta del Palacesaroni, un po' timido fin qui, Sutton ancora in angolo. Terzo consecutivo, Nem, Canal, doppio scambio, Nem, Canal, sposta, Canal, trovato Nem, 1-2, Canal! Palla larga, ancora a centimetri dal gol del vantaggio le Cositi. Già Pavieira, uno sguardo al cronometro, 3 secondi, 2 secondi, sirena che suona ora all'intervallo tra Ecositi e Came Treviso. Vince l'equilibrio 1-1 dopo il vantaggio della Came, ha risposto sul rigore l'Ecositi col gol di Micheletto. Una pausa anche per noi, a tra poco, per il secondo tempo.
Torniamo live dal Pala Cesaroni di Genzano, dove sta per riprendere la gara tra Ecositi Genzano e Kame Treviso, quinta giornata del campionato. Ritmi un po' piatti, è uscito poi alla lunga il quintetto di Fulvio Colini, che in più occasioni ha rischiato di andare avanti e chiudere avanti. Intanto Antoniazzi ha già ribaltato l'azione, rimessa Kame che è ripartita in questa ripresa con Donin. Antoniazzi che ora va a calciare sempre largo con questo mancino potente ma ancora impreciso per fortuna delle Ecositi, e così concludo. Dicevo Antoniazzi, Donin, Giapa Vieira e André Ferreira, dall'altra parte Di Ponto, Tony Dandel, Canal, Nem e Barrichello. Ora Nem prova a sgasare in fascia, Nem, Antoniazzi prima di Barrichello, palla in out, sembra che stia avendo la meglio la scelta di mister Colini di giocare senza un vero e proprio riferimento centrale. Questa sera Barra un po' uvattato dalla mega prestazione di Antoniazzi fin qui. Ora Canal, liberato dalla suolata di Barrichello, Canal forte verso la porta, mancino che non trova la chiusura sul secondo palo di Nem. Pietrangelo, Antoniazzi, palla su Giapa Vieira, poi André, scarico su Donin, pressione di Canal, torna dietro Antoniazzi, pallone così e così, Donin lo deve lavorare splendidamente su Giapa, ottimo lavoro del 12, rimpallo, arriva André che calcia, ma calcia largo. Barrichello con la suola direttamente in out. André, cercato Giapa, ma c'è controfallo. Canal, Barrichello, lascia sul posto Giapa, va via Barrichello, messo giù da Giapa con un fallo, il primo della ripresa. Abbiamo rivisto fallo netto del numero 12. Canal, Barrichello ancora contro Giapa, sposta sempre il pallone, rischia di perderla, va via senza fallo, questa volta al tocco di Giapa, anzi fallo, sembrava aver colpito il pallone, chiede scusa Giapa, il secondo fallo nel giro di pochissimo, ha preso un po' tutto quanto. Secondo fallo dopo 1 minuto e mezzo. Canal perde palla, allora mancino di André Ferreira, striglia i suoi Colini, sembrano metterci sempre un pochino di più ad uscire dai blocchi. André Ferreira, cercato Giapa, servito, prova a giocare a muro, braccato da 2, Giapa prova a passare in mezzo, pallone lasciato lì, si scontrano Antoniazzi e Giapa,
continua a giocare le Cositi, è un 4 contro 3. Canal si ferma sportivamente, viene prontamente ringraziato da Donin e anche applaudito da Silvio Rocia. Tony Dandel dopo il pallone scodellato, appena 2 minuti trascorsi, già 2 falli per la Kame. Nem, pallone in banda verso Tony Dandel, impreciso, allora Pietrangelo verso Donin. Giapa indica la strada, serve un passaggio in più verso Antoniazzi, ma poi si va dal 12, chiuso da Nem che accomoda su Di Ponto, allunga la squadra Barrichello che riesce anche a tenerla in campo, anzi no, aveva fatto quasi un miracolo, prima stoppando col petto e poi mettendola giù col piede. Donin alza il pallone su Giapa, protezione e appoggio nella terra di nessuno, rimessa e Cositi. Nem, Barrichello entra dentro al campo, calcia col destro a centimetri dal gol del vantaggio le Cositi, col destro improvviso di Barrichello. Pietrangelo muove su André, doppio scambio con Antoniazzi, poi sempre in ricerca del terzo uomo che è Giapa. Di Ponto sulla pressione di Antoniazzi, Nem che giocata in fascia su André, trovato poi Tony Dandel, Donin come può, Giapa con la testa e Nem ad alimentare. Canal vorrebbe un pertugio per andare da Tony Dandel, si torna dal 10, sfidato André, Nem prova a passare, crolla sul parquet perché sfinito, non c'è stato nessun fallo su di lui. Allora Donin dopo il tocco di Pietrangelo, Antoniazzi orienta e poi Andrea verso Gargantini che riesce a metterla giù, si gira e punta Taborda che lo tiene a bada facendo sul pallone, cercando una traccia per Canal, trova invece Barrichello, esce bene le Cositi con l'aiuto di Canal. Nem, Taborda, Barrichello 1 contro 1 con Antoniazzi, prova a entrare dentro al campo, va sul destro e poi cambia lato su Nem, ondeggia e siamo di nuovo di qua. Taborda prova ad andare in banda, chiude sulla lettura di Antoniazzi che ottiene anche rimessa. Antoniazzi, Pietrangelo viene incontro Donin contro il movimento di Gargantini, questa volta ha servito sul lungo, arriva tagliando davanti a Taborda, l'ultimo tocco però favorisce l'uscita di Di Ponto che ha mosso per Micheletto, scarico su Taborda, movimento di Barrichello, corto, lungo e poi Canal nello spazio per Micheletto, ottimo il pallone giocato a memoria da Canal. Donin, Azzoni, palla sopra per Gargantini che riesce a passare e Di Ponto che avrebbe potuto bloccare anche con le mani, concede rimessa. La vorrebbe forte dentro Gargantini che aveva chiesto un pallone alto verso la testa. Andrea invece è andato forte con la punta, non trovando il 96 ma trovando comunque una deviazione che gli concede un'altra occasione. Donin, doppia suolata, Andrea, scarico su Pietrangelo, Gargantini ancora fermo, pallone eccessivamente lungo per il pivot
maglia 96. Ora Micheletto, Barrichello e Taborda. È andato Micheletto, l'ha visto Taborda, ha bucato Pietrangelo e Micheletto però, ingannato dall'uscita di Pietrangelo, non è riuscito ad andare solo verso la porta. André in qualche modo 2 volte su Micheletto, fa buona guardia, allora rimessa per Di Ponto. 15-19, ancora 1-1. Taborda, Micheletto, solito movimento del laterale opposto ad occupare lo spazio. Canal poi col contromovimento per ricevere, cercato Barra, stavolta prima di Azzoni, lavoro di protezione e di alleggerimento del numero 8, che qui però non può proprio controllare il passaggio impreciso di Canal. Torna su Tonna ancora vistosamente zoppicante. Donin, Gargantini, poi Micheletto, Taborda a mettere ordine. Canal, movimento di Barra, Canal lascia lì, Micheletto dovrebbe tornare da Canal, invece preferisce andare da Barra che lotta con Donin, ma la meglio il 22 in maglia blu che spinge la transizione di là, poi si ferma e scambia con Azzoni. Donin 1 contro 1 con Canal. Sutton arriva in aiuto di Gargantini, poi cambia lato su Donin, più vicino Azzoni, più lungo Gargantini, eccolo, lascia Sutton che prova a passare su Barra, bravo stavolta nella lettura. Allora Taborda, Canal lascia il campo a Moabs, prova ad andare via Micheletto, Sutton riesce a leggere, poi messo giù da Micheletto, dal ritorno di Micheletto che è falloso e anche sanzionato col primo cartellino giallo della gara al minuto 13:52 della ripresa, ammonito il 77 Leonardo Micheletto. Antoniazzi dopo il fischio, Sutton in angolo, Donin con lo scavetto e Micheletto sulla linea a negare il gioiello a Donin che aveva beffato Di Ponto. Provvidenziale Micheletto. Sutton forte verso la porta, Di Ponto blocca e muove su Moabs che può sfidare in campo aperto Azzoni, litiga col pallone, poi Taborda, Micheletto, Donin prima di Barra che ha commesso fallo. Il secondo anche per Lecositi, 2-2 i falli, 1-1 il parziale, equilibrio totale al Palacesaroni. Azzoni, Donin, cambio lato in fascia, Azzoni trova in banda Gargantini, cala meglio su Taborda, poi rimpallo su Sutton, è favorevole alle Cositi, Micheletto la muove su Moabs, lo attende Donin, prova a entrare sul pallone e lo fa suo, scatenando la furia di Colini. Donin si complica un po' la vita, poi Pietrangelo prova una palla morbida ad andare da Gargantini, Barra rifinisce per Taborda, cercato e trovato Micheletto, ora da Barra, Moabs 1-2 con Barra al volo col destro e Azzoni con tutto se stesso ad evitare il sorpasso alle Cositi, ha calciato a botta sicura Federico Barra.
Micheletto, palla forte sul secondo palo, André dopo il tocco di Pietrangelo e poi subito per Gargantini che sgasa, poi si ferma, riparte, passa su Micheletto 2 volte, Gargantini in protezione, vuole avere il massimo, riesce a servire dentro Azzoni, ma c'è Muavs che con la testa mette fuori. Siamo di là da Pietrangelo, ci pensa un po' troppo, poi prova un lob per André che per poco non riesce a deviarla a pochi passi da Di Ponto. Muavs ancora a non trovare il contatto giusto col pallone. Azzoni, Gargantini tiene a distanza Micheletto che lamenta un uso improprio delle mani. Suton, André, ancora Suton nello stretto Lacame, poi Azzoni vorrebbe un'uscita su Gargantini, non la ottiene perché Barra fa un'ottima pressione, poi André soltanto andando lontano sulla seconda palla arriva Suton, impreciso col controllo. 11:50. Hanno avuto entrambe l'occasione per andare avanti, sicuramente più nitida quella salvata da Micheletto sulla linea. Barrichello 1 contro 1 con Suton che gli chiude la porta in faccia, allora Gargantini, un 2 contro 1 possibile, Gargantini fino in fondo, destro potente ma largo. Di Ponto lungo verso Barra, non la tocca e quindi Pietrangelo con estrema precisione su Giapa che non è altrettanto preciso nello scarico su Azzoni. Barra l'ha già mossa, Barrichello contro Azzoni, cambio lato su Nem, solita giocata a liberare o il 10 o il 24. Ora di qua c'è Taborda contro Giapa, prova a passare senza fallo. Ancora asciugato il parquet dopo la caduta di Taborda. (11:10) da giocare, c'è qualcosa che non va nella panchina della Came. Antoniazzi alza su Giapa, cambio lato su Azzoni, controllo e destro, scarico il destro di Azzoni che infatti chiede il cambio alla panchina. Barrichello pressato da 2, cambio lato su Nem, ora trovato Taborda, 1-2 in campo largo, ha stretto bene André, 3 contro 2 di là. Giapa verso il centro, cambio lato, Azzoni, secondo palo, c'è André che entra in porta col pallone e porta nuovamente avanti la Came. 1-2, ha segnato André Ferreira. Ripartenza da manuale per la Came, guidata da Giapa Vieira che ha puntato il centro, poi ha scaricato su Azzoni, controllo e destro in diagonale, più per cercare il secondo palo che un gol. È tutto giusto perché arriva André. Gol numero 3, André. Nem. Vediamo come reagirà la squadra di Colini. Canal col destro, pallone alto, Suton si lancia nello spazio, Gargantini gioca su Donin e Pietrangelo gioca su Donin chiaramente, però manca il controllo, allora regala le Cositi. Barrichello 1 contro 1 con Donin, Barrichello trovato, Tony Tandel, Pietrangelo attento sul primo, rimessa ai Cositi, già battuta, Barrichello pensa alla conclusione, ancora contro Giapa, Barrichello col destro incrociato, Pietrangelo con un guizzo ad evitare subito il gol del nuovo pareggio. Tocca quel tanto che basta con le dita della mano destra.
Canal cerca Nem, trova l'opposizione di Donin, poi Antoniazzi, Donin viene incontro Antoniazzi, Donin si scusa col compagno, scuse che forse non bastano per tenere a bada i bollenti spiriti di Silvio Rocia. Nem, cambio lato su Barrichello, Antoniazzi arriva ad oscurare il ritorno facile di là, costringe Barrichello ad andare in banda, ci riesce bene, Canal sterza fuori, Barrichello, c'è da solo Tony Dandel, Barrichello prova ad andare nel traffico, l'ultimo tocco è arancio, e allora Pietrangelo con le mani, forte su Antoniazzi, braccato da Tony Dandel, Antoniazzi riesce a tenerla giocabile, fortunato anche nel rimpallo. Gargantini, Antoniazzi, Donin, controllo così e così, arriva la pressione di Canal, Donin è costretto a mandarla via. Barrichello, Nem, in banda Canal che però gli chiede di girare a largo, Barrichello torna dal 29 sbagliando nella misura. Sutton, Gargantini si gira, prova a calciare, Barrichello si oppone 2 volte su Gargantini, poi lascia il pallone lì, calcia forte in segno di protesta per un fischio che è arrivato troppo tardi a detta sua, che però comunque è arrivato. Gargantini sembra dire che altro posso fare. Terzo fallo per la Kame, abbiamo superato la prima metà della seconda frazione. Barrichello, Canal, lascia lì il pallone, Nem sul cambio lato, Sutton lo chiude, Nem per Canal che passa davanti a Sutton, riesce anche a calciare. Nem muove su Barrichello, Gargantini quasi a voler anticipare la mossa di Barrichello che riesce a calciare e a trovare quasi Tony Dandel sul secondo palo. Esulta Pietrangelo perché dal nulla aveva tirato fuori un guizzo Barrichello, l'ennesimo. Nem entra nel campo, prova ad andare, Nem messo giù da Sutton con fallo e con giallo, ammonito il numero 10 della Kame, ha alzato un po' il gomito a detta dell'arbitro, chiede subito scusa all'altro 10, ma il quarto fallo della Kame a 8:33 e Taborda dalla panchina striglia un po' i suoi, vorrebbe di più, qualcosina in più. Nem, Barrichello, sfidato Donin, Barrichello non Hulk su Canal, chiude bene la linea Azzoni, era appostato sul secondo palo Tony Dandel, pronto col tap-in. Nem fuori, Barrichello col piattone, curato da Giapa, ancora Nem, stesse modalità e stesso esito, c'è ancora Giapa in opposizione. Nem su Barrichello, 8:13, Barrichello passa, Canal verso il secondo palo, l'aspettava lì Pietrangelo, in 2 tempi la fa sua per poi muovere subito su Giapa, controllo col petto, Giapa prova a passare, chiusura di Barrichello, angolo per la Kame. Che in questo momento sembra avere la gestione della partita, nonostante poi il pallone ce l'abbia un po' di più Lecco City. Sutton, Donin suola e calcia ancora con deviazione.
sempre angolo per la Kame, si muove Donin, cercato invece Azzoni fuori che va col mancino, sempre Murato, stavolta quasi angolo perché sarà rimessa, ma è sempre Sutton sul punto di battuta. Giapa la lascia lì, Azzoni e poi Giapa col destro forte batte sul primo palo di Ponto. Kame sul +2 col gol del capitano a 7:42 dalla fine. Azzoni non è riuscito in una vera e propria assistenza, quasi uno stop impreciso, è arrivato con i tempi giusti. Giapa Vieira ha messo alle spalle di Ponto il gol che vale appunto il +2 per la Kame. Ora Sutton mette a terra Nem e il quinto fallo per la Kame. Vediamo se questo episodio potrà cambiare un po' l'inerzia dell'Eco City, mentre dalla nostra postazione vediamo Pablo Taborda indossare la maglia del portiere, quindi sta preparando il power play mister Colini. Vediamo quando e come lo utilizzerà. Intanto Micheletto, Murato, Canal, Micheletto, suola e calcia, ancora bene Azzoni, Micheletto, Nem, 7:15, Canal, spazi intasati, Micheletto prova ad andare da solo, passa su Giapa Vieira, Micheletto non deve far fallo Giapa e ha la meglio perché riesce anche a mandarla via. Canal, Nem su Tony Dandel, si torna dal 10, poi Micheletto, Tony Dandel, Antonazzi forte ma solo sul pallone, ha rischiato tanto, poi Micheletto prova con furbizia, farà ammonire André. Rocha dalla panchina sembra dire non mettere il piede, non mettere il piede, ed eccolo il power play, se lo gioca subito mister Fulvio Colini dentro Barrichello e Taborda. Micheletto, Nem, Canal, Taborda, Barrichello. Con pazienza l'Eco City, prende un po' di campo, Canal, Barrichello forte, chiude Antoniazzi, 6:30, Taborda, Nem e poi Canal, ancora Nem, sempre Canal, sposta, va verso il secondo palo, non trovato Micheletto, deve correre Taborda, torna Di Ponto, torna anche Gargantini per dare un po' di profondità alla Kame. Pietrangelo con le mani sul movimento di Gargantini, servito addosso il numero 96, protezione come sempre ottima sul diretto marcatore. Antoniazzi sempre lungo su Gargantini, deve lasciar sfilare e correre al cambio, vuole la pressione mister Rocha, ci mette un po' troppo ad arrivare la Kame. Allora Nem, cambiato su Barrichello, 1 contro 1 con Azzoni, poi Micheletto comunque non riesce ad uscire Di Ponto dalla porta. Barrichello sfida Azzoni, riesce a passare, Barrichello, superiorità, Canal alza la testa, perde forse il tempo, scarico debole su Nem, esce ora Di Ponto e dentro nuovamente Taborda. 5:40. Barrichello, Micheletto, ancora Barrichello, prova ad andare via, poi scarico su Micheletto, si complica un po' la vita l'Eco City. Barrichello, Nem, sterza su Azzoni, riesce a passare, la porta è vuota, André prova col piattone, pallone largo, fallisce il gol del 4-1.
Barrichello. Barrichello la muove, Taborda, Canal sul fondo, Azzoni chiude, Giapa accomoda su André che ancora una volta fallisce. Taborda Micheletto. Barrichello. È arrivato nuovamente Taborda nella metà campo, sempre 5 contro 4. Nem. Barrichello. Canale in aiuto, Barrichello prova a passare, scarica poi su Nem. Taborda. Nem, Taborda. Cambio lato, Canal. Barrichello rischia di perderla, pallone sanguinoso, Giapa a porta vuota. Sono 4 per la Kame sul pasticcio di Barrichello. Giapa Vieira non perdona. Poker Kame e doppietta per il capitano. 4:16 alla fine, sembra essere notte fonda per le cosite di mister Colini, una montagna da scalare, anche se proprio l'ultima partita casalinga delle Cositi ci ha dimostrato che tutto è possibile. Parlo proprio della rimonta subita dal Napoli negli ultimi minuti con la tripletta di Grasso, e qui i gol da recuperare sono 3 per pareggiarla, 4 per vincerla e i minuti sono meno di 4. Barrichello con la punta per provare ad accorciare le distanze. Taborda forte ma alto. Pietrangelo, lungo per Gargantini, Taborda riesce a toccarla, non può commettere fallo, errore di Canale, Antoniazzi con la sterzata, la porta è vuota, Antoniazzi si ferma e poi con calma, Taborda non esce più dal campo, si rimette in porta, Donin col pallone, Barrichello mette giù Gargantini, l'ultimo tocco è proprio del 96 e allora torna a giocare col pallone Leco City, con calma arriva Taborda, 3:20. Taborda, Barrichello, Nem, Micheletto, orienta, scarica ancora sul 10, Micheletto sul movimento di Taborda, che ora è più lontano dalla porta, forse anche un movimento un po' troppo rischioso, ma Micheletto va da Nem, Canal, uno sguardo al secondo palo, non c'è spazio per andare da Taborda, allora con calma le Cositi, Barrichello, Micheletto ancora dal 24, è tornato alto Taborda, Nem verso il secondo palo, opposizione di Pietrangelo, 2:39, Micheletto col mancino, ancora Pietrangelo, poi Nem non calcia subito, Nem ora, palla larga, altro super riflesso di Pietrangelo. Palla verso Giapa che lotta con Micheletto, poi Donin calcia ma non trova lo specchio, torna Azzoni e torna dall'altra parte del campo Leco City con tutto quello che ha. Il tempo continua a scorrere, Taborda braccato da 2, fuori da Barrichello, no look su Micheletto che la tiene in campo. Servito ancora, Barrichello entra e calcia, Antoniazzi prima Mura, poi col destro piano piano a depositare il quinto gol di giornata per la Kame, un gol meritatissimo per Giancarlos Antoniazzi, che mette probabilmente la parola fine al match. È tornato di Ponto, ha rinunciato anche al power play mister Colini, quasi un segno di resa alla Kame di Silvio Rocia.
che adesso vede più vicino il traguardo tanto sperato, tanto sudato, la prima vittoria stagionale, la prima al Pala Cesaroni, dove non aveva mai vinto. Dentro Moabs, Canal, Nem, scarico ancora su Canal, si muove Moabs alle spalle di André, visto da Canal, non riesce a metterla giù il numero 19 e continuano a passare i secondi. Donin, pallone sul lungo verso Gargantini, che però aveva fatto un movimento contrario, ma comunque impressione la Kame. Tony Dandel sposta e va a lungo, Antoniazzi spinto da Barrichello, fischiato fallo al numero 24, prestazione opaca del laterale della nazionale. Antoniazzi impreciso col mancino, Tony Dandel pronto a rimetterla. Canal, Tony Dandel, cercato Canal, non trovato, servito invece Donin, c'è gloria anche per lui. 6-1 per la Kame. Pressione eseguita benissimo dalla Kame e Donin ha dovuto soltanto controllare per ritrovarsi a tu per tu con Di Ponto, sinistro potente all'angolino, non può nulla il 12 dell'Eco City. Passivo pesante quello inflitto dalla Kame all'Eco City. Ora Donin, Tony Dandel lo mette giù, brutto fallo di Tony Dandel che rischia un cartellino anche di un altro colore. Donin sembra dire ok, almeno l'hai visto. Solo giallo per Tony Dandel. C'è il fischio, Antoniazzi verso la porta, para Di Ponto, poi Barrichello, Tony Dandel pressato da Gargantini, ancora pallone in mezzo, preda della Kame. Gargantini prova a calciare, pallone largo, 30 secondi. Moabs, cambio lato, Barrichello la tiene in gioco, sfidato Donin, poi Tony Dandel, ancora per Barrichello. Lascia sul posto Gargantini, cambio lato su Moabs, litiga ancora col pallone, 14 secondi. Barrichello ancora la forza di andare, Barrichello in isolamento Canal, Barrichello prova ad andare da solo, chiuso da Donin, stavolta di secondi ne mancano soltanto 4, si avvicina la prima gioia stagionale per la Kame. 2 secondi, pallone a Di Ponto, suona ora la sirena, titoli di coda, vince e stupisce la Kame che espugna il Pala Cesaroni di Genzano vincendo 6-1 sull'Eco City, una prestazione maiuscola degli uomini di Silvio Rocia che, come detto, trovano la prima vittoria stagionale. Non sorride ancora il Pala Cesaroni per l'Eco City, che dopo aver vinto la prima uscita battendo 4-2 il Mantova, ha perso poi col Napoli, ha perso oggi con la Kame. Un percorso fin qui altalenante, una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta. Dopo 5 giornate è sicuramente presto per tirare le somme. Questo è un chiaro e grosso segnale che danno al campionato entrambe. Da me, Lorenzo Savi, è davvero tutto. Un saluto
da Genzano ha vinto la Kame 1-6 sulle Cositi. Alla prossima. Quando sento questo tempo mi vorrei mangiare il campo, che la maglia va sudata fino a che non è finita, con la dea che ci protegge, lei è l'arco e noi le frecce, la passione della gente, il